Jesolo sceglie l'arte contemporanea per raccontare la propria immagine nel mondo. È stato presentato questa mattina il nuovo progetto promosso da Jesolo Venice che punta a rilanciare la tradizione del manifesto turistico attraverso lo sguardo di illustratori di fama internazionale. Ad aprire il percorso è Manuel Fior, tra i più importanti fumettisti e illustratori italiani, già autore nel 2025 del manifesto ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Innovare nella tradizione è probabilmente il miglior slogan per questa iniziativa, perché parliamo di una forma d'arte e di comunicazione che Jesolo ha iniziato agli albori dell'epopea turistica. Oggi riscopriamo innovando, quindi proviamo a coniugare anche un linguaggio legato a nuove tecnologie e soprattutto all'arte di grande qualità. Sarà solo la prima di una serie di edizioni che negli anni vorranno portare i migliori film dell'arte nel nostro territorio per raccontare la città e far parlare di sé. La grande tradizione dell'accoglienza della località con i manifesti, con la promozione fatta attraverso di loro che risale a 99 anni fa, l'anno prossimo facciamo il centenario, con questo che riprende l'artigianalità, la capacità che abbiamo da questo punto di vista di cucire su misura l'accoglienza rispetto a chi ha la bontà di sceglierci e trasferirla poi con la realtà aumentata in quello che è il futuro dal punto di vista turistico. L'iniziativa prevede ogni anno la realizzazione di un manifesto originale capace di unire promozione territoriale e valore artistico, trasformando ogni opera in un oggetto da collezione e in uno strumento di comunicazione internazionale della città. Quest'anno partiamo appunto con un'illustrazione di Manuele Fior, che è uno degli illustratori italiani più conosciuti in Italia e all'estero. Sarà appunto il primo di una collezione, di una serie che da qui ai prossimi anni vedrà un alternarsi di illustratori e illustratrici del panorama internazionale alle prese appunto con le bellezze della città di Jesolo. La particolarità di quest'anno è la realtà aumentata, infatti il manifesto basterà poi inquadrarlo con un proprio smartphone e partirà una piccola animazione appunto in realtà aumentata. Il manifesto ideato per Jesolo raffigura una panoramica del litorale attraversata da grandi aquiloni colorati che in prospettiva compongono il nome della località. Volevo portare un po' appunto, di tutte queste tradizioni artistiche nella città di Jesolo e comporre la scritta così, anche facendo in modo che il disegno diventi già testo. Ecco.